Si è aperta ieri la rassegna Un palco per la scuola, una rassegna nata da un progetto a sostegno delle scuole nella produzione di nuove idee per il teatro, iniziativa promossa e patrocinata dalla Regione del Veneto, dalla città di Chioggia, dalla città metropolitana di Venezia e dal Ministero della Cultura con la collaborazione di Arteven e di Bel Teatro. La rassegna si sviluppa da ieri 18 maggio al 25 maggio tra il Teatro Don Bosco e l'Auditorium San Nicolò. Partecipano le scuole primarie e secondarie e gli istituti superiori. Lo spettacolo a cui abbiamo avuto l'onore di assistere questa mattina è stato un musical in 2 atti tratto da un successo degli ABBA, Mamma Mia, il cui titolo è stato cambiato in Mamma Mia Fioi, ambientato a Pellestrina. Abbiamo visto sul palco recitare, cantare e ballare alunni e professori che sono riusciti in questo contesto a formare un'ottima squadra, legata dalla coordinazione sapiente della regista Anna Maria Mariotti. Un lavoro che non è stato una passeggiata, ma un percorso importante a cui tutti hanno dato il proprio contributo, sia coloro che si sono esibiti sul palco che coloro che hanno collaborato dietro le quinte perché tutto filasse liscio, incluso chi indicava ai compagni dove prendere posto al Teatro Don Bosco. Lo spettacolo è stato un successo per il pubblico, composto da ragazzi, compagni o alunni degli interpreti. È stata una scoperta vedere i talenti spesso nascosti e mai rivelati. Alcuni professori sono stati osannati dai ragazzi del pubblico, che si è mostrato quasi nella totalità attento ed entusiasta. Ad assistere allo spettacolo si può accedere su invito, sia per questo che per tutti gli altri della rassegna, la mattina i compagni e la sera i genitori. Un'iniziativa a cui non si può fare a meno di fare un plauso per il valore educativo, didattico, di socializzazione, di introspezione e di espressione, oltre che per l'impegno extra di cui si è sobbarcato chi ha partecipato. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta.